Pensiero del giorno, venerdì 29 agosto. Essere coerenti. Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Vangelo di San Luca, capitolo 6, versetto 40. Nel Vangelo di Luca questo versetto fa parte di un contesto, fatto di brevi similitudini, nel quale Gesù vuole richiamare la nostra attenzione sull'importanza della coerenza nel vivere i suoi insegnamenti. Gesù vuole ricordarci che Lui è il vero ed unico Maestro, è l'unico capace di svelarci il vero senso della nostra vita e guidarci con sicurezza attraverso i sentieri del mondo. Tuttavia, allo stesso tempo, Gesù ci dice che anche noi possiamo essere come Lui. Come vivremo allora la parola di vita di questo mese? Orientandoci decisamente verso la coerenza evangelica che Gesù ci chiede qui. E coerenza significa sforzo generoso per eliminare le possibili contraddizioni, per ridurre tutte le distanze e tutte le differenze che possiamo scoprire in noi stessi tra la fede e la vita. In Gesù si vedrà una profonda unità tra l'amore che egli aveva per il Padre Celeste e l'amore verso gli uomini, suoi fratelli. C'era un'estrema coerenza tra le sue parole e la sua vita, e questo affascinava e attirava tutti. Così dobbiamo essere anche noi. Venerdì 29 agosto. Essere coerenti. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita del marzo 1992. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.